Nonostante la stagione estiva complessa, complicata dalle mille incognite del Covid che hanno comportato un'importante riduzione delle presenze sul litorale veneto, sono invece aumentati sensibilmente gli incidenti nautici causati sempre più spesso da comportamenti poco responsabili. Il dato emerge dalla conferenza stampa della Direzione Marittima del Veneto organizzata al porto turistico di Jesolo, con la presentazione dei dati ottenuti dalla Guardia Costiera dal 15 giugno al 13 settembre scorso attraverso l'operazione Mare Sicuro. Il dato più eclatante che sta emergendo è che abbiamo avuto appunto un più 300% dell'attività di soccorso e delle persone soccorse. Questo ci induce a essere sempre più convinti nella formazione delle persone, nel dare la corretta informazione e nel chiedere a tutti che prima di andare in mare sappiano dove vanno e di prestare la necessaria attenzione. Massiccia dunque l'attività di soccorso che ha fatto registrare un più 270% e anche dei controlli effettuati, passando dai 2.592 del 2019 ai 9.431 del 2020. Di pari passo però è aumentata anche l'attività sanzionatoria che ha registrato un più 470%, indice di un rispetto delle regole non certo scrupoloso. Noi raccomandiamo di rispettare le regole e di informarsi soprattutto prima di uscire in mare e di intraprendere qualsiasi attività. Pensare bene prima di mettere in pericolo se stessi, i propri cari, le altre persone, perché è vero che il soccorso è un obbligo, ma è altrettanto vero che il primo soccorritore siamo noi stessi. Una stagione dunque che per quanto riguarda i risultati dell'attività svolta, la Guardia Costiera può ritenere soddisfacente, grazie anche alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Le attività quest'anno sono state un po' diverse rispetto agli altri anni, però ora a bocce ferme, me lo lasci dire, sono andate bene e insieme alle categorie, gli enti locali, i due comuni di Cavallino Treporti e Jesolo ci hanno dato una grossa mano, ci hanno permesso di lavorare con serenità, si sono adeguati, ci sono venuti incontro, si sono riadattati ad un concetto spiagge diverso e con l'auspicio che la prossima per i nostri ospiti possa essere migliore. Il monito che mi sento di dare è sicurezza, sicurezza prima di tutto, non deroghiamo la sicurezza specialmente in questo periodo.